Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Tempo instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 24 novembre. Sul Veneto prevale l'instabilità, con qualche pioggia a carattere sparso, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni in via di attenuazione ed esaurimento col passare delle ore. Entro la serata sarà in genere asciutto ovunque. Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà il maltempo a prevalere, con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche di moderata o forte intensità. Migliorerà entro la nottata con piogge in attenuazione. Temperature stazionarie con minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione il tempo risulterà perturbato con piogge e locali temporali piuttosto diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Rovesci via via più deboli col passare delle ore e in esaurimento entro la nottata. Temperature minime tra 5 e 8 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.